Don Ivo, allora stiamo per entrare nella seconda parte di Animazione e Governo della Comunità, il servizio del direttore salesiano. Ci dai una mano ad aprire questa porta? Dammi il libro. Eccoci, le parole di Don Rua. A Mirabello sarò Don Bosco. Queste sono la porta di entrata nella seconda parte. Il direttore è prima di tutto custode e animatore dell'identità salesiana consacrata. È stato uno dei segnali più insistenti dei 316 contributi ricevuti durante la nostra ricerca, vedere il direttore anzitutto come custode del carisma. Puoi dirci in 3 parole come oggi si può custodire il carisma? Sono 3 parole che tutti conoscono: mistici nello spirito, profeti di fraternità e servi dei giovani. Ma anche qui bisogna entrare per la porta giusta. Infatti il capitolo 27 aveva parlato di 4 parole e leggo qui dal testo. Abbiamo voluto focalizzare l'attenzione del capitolo attorno a 4 aree tematiche. Prima, vivere nella grazia di unità e nella gioia la nostra vocazione consacrata salesiana. Secondo, una forte esperienza spirituale. Terzo, costruire la fraternità. E quarto, dedicarsi generosamente alla missione. Quando il direttore e la comunità hanno dentro il cuore questa grazia, questa gioia, questa unità, è facile per loro unificare, portare questo dono di unità anche ai giovani e a tutta la gente che lavora con noi. I grani si trasformano in spighe e le spighe diventano pane e tutto si trasforma. C'è la transubstanziazione delle nostre giornate, della nostra vita, della nostra esistenza, come dice così bene Papa Benedetto. Un cambiamento profondo della nostra vita e diventiamo figli e figlie di Dio. Entrati nella seconda parte, siamo anche entrati qui, nella Basilica del Sacro Cuore, l'ultimo grande dono che Don Bosco ha fatto alla sua amata Chiesa al termine della sua vita. È da qui che vogliamo introdurci al punto 4.1, Mistici nello Spirito, guida spirituale della comunità. Lo facciamo con l'aiuto di Don Bigiù, regionale dell'Asia Sud, e con Don Roman, regionale dell'Europa Centro-Nord. Don Roman, dalla tua esperienza con le comunità, prima come ispettore e poi come regionale, ci dici una parola per ognuno dei temi che sta sotto il titolo Mistici nello Spirito, guida spirituale delle comunità. In particolare direi di cominciare dal 4.1.1, fedeltà ai consigli evangelici. Ciò che vedo davanti ai miei occhi passando ai consigli evangelici sono i volti e le storie di vita di tanti splendidi confratelli che hanno saputo incarnare il modo così bello e così salesiano. Prima di pensare a come scrutinare la nostra povertà, castità e obbedienza, credo che dobbiamo gioire di questi 3 diamanti. Sono il tesoro nel campo che il Signore ci ha regalato con la nostra vocazione. Un tesoro che è anche un prezioso talento, forse proprio quello di cui la nostra gente e i nostri giovani hanno più bisogno. Come dice Papa Francesco, siamo chiamati a svegliare il mondo attraverso la nostra gioia. La gioia a cui la sorgente più profonda, trovare in Dio il cuore e la ragione dietro ogni nostro passo. Da Lui viene la forza per amare,
con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. 4.1.2 Animazione della preghiera personale e comunitaria. Dobigiu, cosa dite della preghiera ai salesiani oggi? Possiamo partire da due titoletti a margine con cui inizia il testo ai numeri 50 e 51. Prendersi cura della qualità della preghiera. Il direttore si prende cura del dono della preghiera nella propria vita, così da poter animare la comunità a vivere la vita come preghiera. La preghiera è il respiro dell'anima. Se lo è per ciascuno di noi, non lo è di meno per il corpo vivente della nostra comunità. Qui il cammino che ciascuno porta avanti e il cammino che si fa insieme sono intensamente legati uno all'altro. Come dicono le nostre Costituzioni, potremo formare comunità che pregano solo se diventiamo personalmente uomini di preghiera. Siamo a pochi metri dal quadro del Sacro Cuore in questa basilica che Don Bosco ha costruito e gli ha dedicato. La preghiera non è altro che dialogo cuore a cuore con Lui, che ci tiene vivi e che dà senso, direzione, sostanza, efficacia ad ogni altro passo che facciamo insieme e individualmente. Senza di me non potete fare nulla. 4.1.3 Prendersi cura dell'identità carismatica. Don Roman. Ci sono pochi luoghi salesiani con una concentrazione carismatica così intensa come questo, dove Don Bosco ha rivisto tutta la sua vita nell'unica messa che ha celebrato a questo altare il 16 maggio del 1887, tra lacrime di commozione e riconoscenza. Ai suo tempo tutto comprenderai. Sono le ultime parole che ha sentito nel sogno dei 9 anni e che qui e pochi mesi prima della sua morte gli permettono di cogliere il senso di tutto ciò che ha incontrato e anche sofferto durante la sua vita. La nostra identità carismatica è come questo filo che connette tutto quello che siamo, che facciamo. Più la comprendiamo, la facciamo nostra, più i nostri passi e fatiche diventano quel dono che il Signore, Maria, la Chiesa vogliono offrire ai giovani attraverso di noi, come è stato con la vita di Don Bosco. Su Profeti di Fraternità, dove al direttore è chiesto di essere animatore di comunione e di corresponsabilità, chiediamo una parola di introduzione a Don Juan Carlos, regionale della Mediterranea. Don Juan, qui si dice che i principali aspetti da curare nel servizio del direttore sono 1. Promuovere l'unità. 2. Crescere nelle relazioni fraterne e nella comunicazione. 3. Costruire comunità aperte e accoglienti. È questo quello che tu hai incontrato nella tua esperienza da ispettore? Secondo te è qualcosa di realistico e possibile nelle comunità salesiane di oggi? Grazie Ignazio. Il primo sottotitolo che si incontra in questa parte dice così: la comunione è missione. Non solo nella mia esperienza come ispettore, ma ovunque nel mondo salesiano, vediamo che là dove è più intensa la vita di comunità tra i confratelli, lì anche la loro presenza, la loro missione tra i giovani e la gente
produce frutti di comunione, di missione condivisa, di vita ispirata al Vangelo. E questa vita di comunione è tal che entra in circolo anche nelle famiglie, nella comunità educativo-pastorale, nella comunità cristiana e umana a largo raggio, con cui le nostre presenze salesiane interagiscono. Oggi, per tante ragioni, siamo molto più esposti all'esterno e la qualità delle nostre relazioni fraterne traspare e comunica più delle parole che utilizziamo tante volte per predicare, per insegnare, per coordinare. Ma Ignazio, sai che c'è anche il rovescio della medaglia. Più che la comunità diventa aperta, accogliente, capace di promuovere lo spirito di famiglia nei rapporti con i laici che condividono con noi e condividono la missione e il carisma salesiano all'interno della comunità, che è capace di favorire la presenza dai giovani tra la comunità, che è capace anche di raggiungere le periferie, che sono sempre prossime e sappiamo vederla, più anche la comunione tra noi confratelli si rafforza. E ci avviciniamo così, possiamo dire, al nucleo rovente del nostro carisma. Questa è un'espressione del capitolo generale 28. Ci troviamo nelle camerette, meta di migliaia di pellegrini ogni anno. È questo il luogo in cui Don Bosco trascorre gli ultimi 18 giorni della sua permanenza qui a Roma, proprio per la consacrazione della Basilica del Sacro Cuore. Ci troviamo anche in compagnia di Don Alfred, consigliere per le missioni, e di Don Alfonso, regionale per l'Africa e il Madagascar. È con loro che vogliamo entrare nelle pagine della seconda parte, Servi dei giovani. Questa parte parla del direttore come il primo responsabile della missione apostolica. Il servizio è ciò che qualifica il direttore già dal titolo del libro, però in questa parte diventa proprio il suo vestito. Il direttore infatti è colui che è chiamato a essere il primo servitore dei giovani. Don Alfred, si può dire che quindi il servizio del direttore è una forma di diaconato permanente, è un servizio continuo, soprattutto quando ci si immerge nel pieno dell'attività tra i giovani? Ignazio, la vita non serve se non si serve, ci ha detto Papa Francesco. Certamente la disponibilità di dare la propria vita fino all'ultimo respiro per la salvezza dei giovani è un atteggiamento che si comunica anzitutto con l'esempio di vita. In questo senso sì, il direttore salesiano tiene sempre viva la diaconia salesiana appresa da Don Bosco. Il testo traduce servi dei giovani in 4 verbi: incoraggiare, coordinare, guidare e stimolare. Ci potete aiutare a comprendere in maniera sintetica il significato di questi verbi? Don Alfred, incoraggiare, la carità pastorale dei confratelli. Ignazio, il verbo incoraggiare aiuta a mettere l'attenzione su ogni persona, prima che su compiti, organizzazione o traguardi da raggiungere. Questo è un dono che contempliamo in Don Bosco. Lui era capace di tirar fuori il meglio da ciascuno, da caratteri tanto diversi quali erano Caliero e Rua. E oggi anche è un dono prezioso per la nostra comunità, che è sempre più multiculturale e multigenerazionale. Don Alfonso, coordinare, la corresponsabilità per la missione comune. Siamo in piena sintonia con l'articolo 44 delle Costituzioni,
dove si dice che il mandato apostolico che la Chiesa ci affida viene assunto e attuato in primo luogo dalle comunità ispettoriali e locali. La capacità di camminare insieme, di coordinare, di lavorare per lo stesso progetto verso la stessa meta è forse una delle abilità e competenze più importanti che richiede formazione continua per il direttore e da lui verso la comunità. Sappiamo bene che le sfide non mancano su questo fronte e le tentazioni dell'ognuno per conto proprio sono parte della nostra storia. Proprio per questo è importante vedere bene qual è la direzione giusta e aiutarci a vicenda a riorientare in quel senso i nostri passi. Don Alfred, guidare il discernimento pastorale. Discernimento è dire nel linguaggio corrente della Chiesa quanto si vede già chiaramente nel Vangelo, dove è costante l'invito a riconoscere che il regno di Dio è qui in mezzo a noi. È quanto ha fatto Don Bosco, adattando e spingendo costantemente in avanti la missione giovanile tra i cambiamenti in atto nella Chiesa e società del suo tempo. Ed è la linea messa che Papa Francesco sta seguendo per tutta la Chiesa, già ben indicata in Evangelii Gaudium. Don Alfonso, stimolare l'animazione vocazionale. C'è chi ha scritto: le tue azioni parlano così forte che non riesco a sentire quello che dici. Questo è il primo e più importante stimolo vocazionale che possono dare le nostre comunità, offrendo esempi di vita attraenti per i giovani che vivono con noi. Ma l'animazione vocazionale non riguarda certamente soltanto quei giovani che dimostrano un particolare interesse verso la nostra vita. Come ha richiamato fortemente il Sinodo sui giovani, ed è già chiaramente presente nel nostro quadro di riferimento di pastorale giovanile, aiutare ogni giovane a trovare il suo posto nella vita, corrispondendo il meglio possibile con quanto il cuore di Dio sogna per lui o per lei, è lo scopo e il punto importante di arrivo di tutta la nostra azione educativa e pastorale. Ci vuole qualcuno nella comunità che costantemente ci richiami a questa meta. Il testo poi continua con altri verbi come ascoltare, dialogare, correggere, formare e poi si scende nello specifico parlando di strutture e di strumenti per il buon funzionamento delle nostre case, ma si scende anche nella concretezza della nostra quotidianità. Si parla di correzione fraterna, del consiglio locale, del supporto ai confratelli anziani, tutte cose che devono entrare a far parte della nostra riflessione personale ma soprattutto anche comunitaria.